Appassionati di calcio 5, buonasera dal Palaiacazzi di Aversa, 14ª giornata del campionato nazionale di Serie A. Stanno facendo il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e la Came Treviso. Diamo subito lettura delle formazioni. Per la Came Treviso giocheranno con il numero 1 Pietrangelo, il 7 Walex, 9 Del Gaudio, 12 Giappa Vieira, il 13 Fior, 14 Di Guida, 17 Perazzetta, 19 Ugas, 20 Azzoni, 22 Donin, 89 Saccon e il 5 di Zotti. Allenatore Silvio Roccia. Per il Napoli Futsal, padrone di casa, con la maglia azzurra giocheranno con il numero 2 Perezigno, 5 il nuovo arrivato Gabriel Focosi, 6 Perugino, 7 De Luca, il 9 e Borruto, 12 Bellobuono, 15 Van der Salas, 23 Vavà, 24 Bolo, 28 Duarte, 30 Chianese e il 26 Alessandro Perugino. Allenatore Fulvio Colini. A dirigere il match i signori Vincenzo Canistrata della sezione di Catanzaro, primo arbitro, Daniele Filannino, sezione di Iesi, secondo arbitro, e Ugo Ciccarelli, sezione di Napoli. E il crono squalificato su ton per la Came Treviso, mentre per il Napoli fuori ancora per squalifica Javier Salas, mentre è assente poiché febbricitante il secondo portiere Andrea De Gennaro. Al suo posto c'è Giuseppe Chianesi, come abbiamo detto nella lettura delle formazioni. Il Napoli che prima del fischio d'inizio ha presentato al pubblico l'ultimo arrivato Guillermo pivot, che con la Felli Eboli ha vinto lo scudetto 2 anni fa. In settimana è stato annunciato anche Gabriel Focosi, subito in campo con il gruppo, la squadra allenata da Fulvio Colini. Vediamo quale sarà la risposta sul parquet, ovviamente soltanto pochi allenamenti per lui. Vediamo anche quanto sarà impiegato proprio dall'allenatore. Bolo aveva un piccolo risentimento muscolare comunque nel quintetto, mentre arriva anche la foto di rito per la Came Treviso con l'ex Pietrangelo tra i pali, con il Napoli che agirà da sinistra verso destra. Di chi ci sta seguendo in diretta sul canale YouTube della divisione calcio 5, con Bolo, Van der Salas, Borruto, Perugino e Bellobuono in campo da una parte, mentre Pietrangelo poi con il numero 89 Saccon, con 14 Di Guida, e poi ancora ovviamente il capitano Giappa Vieira a completare il quintetto della Came Treviso. Una squadra che si aggrappa in queste ultime 2 giornate al treno della Final 8, il Napoli che già l'ha conquistata e ovviamente vuole chiudere nel miglior modo possibile il girone d'andata prima dell'ultima trasferta alla meta Catania. Napoli che è reduce dalla vittoria con il Manfredonia. Came Treviso che ha vinto il derby con Vino Mitali Petrarca. Sempre insidiose le partite con la Came, che l'anno scorso vinse. Ho dimenticato un giocatore, è esattamente il numero 7 Walex, ovviamente a chiudere il quintetto della Came Treviso. Dicevamo di un Came Treviso che aveva vinto il derby con la Vino Mitali Petrarca, e di una partita questa tra Napoli e Came che è sempre insidiosa per i partenopei. L'anno scorso vinse 6-2 la Came Treviso. Vediamo quale sarà il tema tattico di questa partita, con Van der Salas che qui incespica sul pallone, con il palleggio di Giappa Vieira, finisce a terra sulla spinta, la sportellata di Capitan Perugino. Borruto dentro, protagonista Titi Borruto della vittoria del Napoli in quel di Manfredonia, con una tripletta per lui. Lucas Bolo in campo, dunque risolto i problemi, a quanto pare leggero affaticamento muscolare al polpaccio che ha avuto in settimana, così ci avevano ovviamente indicato. Il Napoli che dunque ha aggiunto un formato, Guillermo, quindi 2 rotazioni. Qua il tunnel di Van der Salas, la giocata spettacolare. Perugino che perde per un attimo il controllo sul pallone, prova a ripartire
Ancora Walex fermato da Perugino, la palla arriva a Van der Salas, è tutto solo davanti a Pietrangelo, si va a divorare il gol dell'1-0. Il grande pressing di Capitan Perugino che ha soffiato il pallone a Walex, la clamorosa palla gol fallita da Van der Salas che poteva decisamente far meglio, a tu per tu con Pietrangelo ha sprecato un calcio di rigore quasi in movimento. Borruto, ancora la giocata per Vander che calcia e trova di nuovo Pietrangelo sulla sua traiettoria, però c'è un fallo qui, credo. No, soltanto un richiamo verbale da parte del direttore di gara. Fischiato, io pensavo che avesse interrotto il gioco, invece no, aveva detto semplicemente qualcosa a Salas che prova ancora la girata a volo con la deviazione di Sacon. Si erano presi leggermente i due nella circostanza precedente. Borruto tiene il pallone, calcio sporco col mancino, poi palla col destro, ancora Pietrangelo. È un Napoli all'assalto della porta avversaria in questi primi minuti di gioco, con Pietrangelo che prova a scuotere i suoi. È dovuto intervenire già 3 volte il portiere della Came in meno di 2 minuti, con il Napoli vicinissimo al gol del vantaggio. Walex, già Vieira, la suolata per l'appoggio a Sacon, con il pallone deviato in fallo laterale. Già Vieira, destro, attenzione, la palla che danza pericolosamente nell'area di rigore, con Perugino che trova un appoggio fortuito verso l'intervento di Yuri Bellobuono che lancia in avanti Salas. L'ultimo tocco, dice l'arbitro, che è il suo. La spizzata di testa non riuscita. E allora riparte nuovamente la Came con Giapa Vieira, il lavoro del super bomber della Came Treviso. Walex di guida, Sacon, ancora l'appoggio verso il compagno, ma c'è Borruto in traiettoria, lascia scorrere il pallone per Yuri Bellobuono. Perugino, la giocata all'indietro per Titi Borruto che trova un varco verso Van der Salas, l'appoggio per Perugino, prova ad accentrarsi per il contatto col pallone, l'ultimo tocco il suo, perde questa opportunità per il Napoli. La rimessa per la Came Treviso con Walex sul punto di battuta. Di guida, Bolo intercetta, lo scavetto all'indietro per Duarte. Stavo dicendo che con la squadra al completo poi Colini avrà 2 rotazioni per scegliere chi mandare in campo, 2 rotazioni straniere ovviamente. Fino ad ora questo problema per il Napoli non c'è praticamente mai stato, perché tra infortuni, squalifiche ci sono state quasi sempre scelte forzate per il pluridecorato tecnico partenopeo acquisito ovviamente. Pietrangelo va a raccogliere il pallone dopo 4 minuti di gioco. Il Napoli che nei primi 2 minuti ha sfiorato almeno 3 volte il gol del vantaggio. Di guida, l'errore qui con Borruto che intercetta, la giocata di Borruto, la riguadagna Walex, già Vieira in avanti, buono, attenzione, l'occasione per la Came con il tentativo da parte di Sacon. La rivediamo, destro sopra la traversa con Bellobuono in traiettoria. De Luca, Van der Salas, Giapa, Duarte ovviamente. Il taglio in avanti verso Borruto, De Luca, Duarte, Salas. Oggi non c'è bisogno che sottolineiamo il nome, visto che c'è solo lui. Javier è squalificato, scontare la terza giornata di squalifica, quindi ancora ai box.
Già Paviera. Alex. Sinistro qui sempre del bomber della Came, deviato a guadagnare una rimessa laterale per il team di Treviso. Pellesigno va a lottare, a duellare, l'ultimo tocco è il suo, dunque si ricomincia con la rimessa laterale a favore della Came Treviso ancora di guida. Lo scarico col destro da parte di Alex, che accetta Giappa Duarte, poi Pellesigno va a lottare qui, il retropassaggio con un po' di rischio, costretto Pietrangelo a mettere il pallone in fallo laterale. De Luca. Ancora il destro di Pellesigno e altra parata di Pietrangelo. La rivediamo, schema perfetto, con un'altra occasione da annotare sul taccuino per gli azzurri. De Luca, lo scambio ancora Pellesigno, palla dentro, poi tiro completamente svirgolato da parte del numero 2, la rimessa per la Came che riparte, 5:30 sul crono, 0-0 il punteggio. Quasi solo Napoli, questi primi minuti di gioco, ancora Borruto sul fondo. La Came non riesce ad uscire dal guscio, l'ho fatto solo con un tentativo di Saccon. E adesso ci prova con il lancio in avanti, Pellesigno riesce a trovare un assist con un colpo di testa verso Giappa Duarte, pressato, sbaglia l'appoggio a De Luca, la rimessa è per la Came Treviso, sempre con Saccon. Sinistro di Donin, svirgolato, il pallone va a morire direttamente sul fondo. Yuri Bellobuono pronto a far ripartire l'azione per i suoi. De Luca, Borruto, De Luca, Pellesigno, ancora De Luca, Giappa Duarte, Borruto, il velo di Pellesigno, Duarte carica il destro, trova una deviazione, calcio d'angolo per il Napoli. Ancora qui l'azione è perfetta con lo schema che però non riesce, perché c'era stata l'intesa con lo scambio Pellesigno De Luca, palla appoggiata sul secondo palo dove evidentemente doveva farsi trovare un giocatore del Napoli. Tutto perfetto tranne che mancava quel giocatore. Borruto, Pellesigno, destro ancora sul fondo, Pietrangelo, il lancio lungo tra le braccia di Bellobuono, Saccon ovviamente che implorava il pallone qualche secondo prima. De Luca, ancora Borruto che prova una delle sue conclusioni folli tra virgolette dalla distanza, non ha avuto l'impatto desiderato col pallone. Ancora il destro di Duarte, Borruto insiste in Napoli, calcio del gol del vantaggio. 7 minuti di gioco trascorsi nel primo tempo. Bellobuono, noi vi daremo ovviamente conto anche dei risultati, degli altri anticipi in programma oggi, come sempre facciamo con i live in diretta sul canale YouTube della divisione Calcio 5. Possiamo già dirvi che le Coside in vantaggio 1-0, così come la L84 Torino. Borruto,
palla verso Vavà, c'è una deviazione, no, l'ultimo tocco è del giocatore del Napoli, Pietrangelo. Riparte nuovamente Del Gaudio, ha provato il sinistro deviato tra le braccia di Belobuono. Salas, De Luca, Salas, Vavà, l'appoggio ancora di Salas a De Luca, l'azione splendida del Napoli con la palla che arriva a Salas, non riesce a trovare la deviazione vincente sotto misura. Con grande intelligenza questa manovra della palla degli azzurri, un tocco di prima a trovare sempre l'uomo libero. L'ultima giocata però non è stata finalizzata. Pelezigno, avanza il 2, chiuso da 2 giocatori, alla fine riesce a trovare ancora il pallone in qualche modo Pelezigno, poi chiuso per la seconda volta, il rimpallo non lo favorisce. La rimessa dal fondo è per la Chiame Treviso. 11:46 al termine del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio. Qui l'accelerazione, c'è una manata, cartellino giallo per Vavà, allargato il braccio numero 23. Ci sembra giusta la decisione del direttore di gara. Eh sì, è un braccio largo assolutamente di Vavà. Intervento ingenuo, anche se ovviamente stava andando via con la ripartenza di Zotti. Prima munizione della partita per Vavà. Belobuono. Ancora il portiere degli azzurri. Il lancio in avanti con Salas che controlla il duello vinto sulla linea del campo dalla Came, che continua a palleggiare adesso, a trovare lo spazio. Qui ancora il duello con Vavà, va a sbracciare con l'avversario. L'errore di Salas in appoggio, la recupera la Came. Di Zotti, Vavà, Salas prova a fare tutto da solo. De Luca, Vavà, il destro fermato. Bolo, Salas, De Luca, Bolo, sinistro di Bolo, palo esterno, la sassata improvvisa di Bolo, aveva già colpito il palo, rivediamo intanto, colpito il palo nell'ultima partita interna pareggiata dal Napoli con l'Active. 1 minuto alla fine aveva preso l'incrocio dei pali Bolo col portiere di movimento. Rientra Perugino. Belobuono. Donin adesso. La palla dentro con il gran sinistro, l'occasione per la Came con l'opportunità targata Giappa Vieira, la rivediamo, e la risposta splendida di Yuri Belobuono. Eccola la prima occasione importante da notare sul taccuino
per la Kame Treviso, arriva con il suo bomber, ancora la palla dentro, Di Zotti, altra conclusione con il Napoli che libera l'area, chiama lo schema Di Zotti, vediamo, qui l'errore, il rischio da parte di Nonini in fase di palleggio, Borduto che aggancia il pallone al volo e lo porta in fallo laterale. Dato via il primo quarto di gara con il punteggio sempre sullo 0-0. Walex, destro fermato, non riesce a trovare il controllo Van der Salas. Pietrangelo in avanti, l'uscita di Bellobuono sicuro in presa alta, riparte Salas, la giocata, fermato, calcio d'angolo per il Napoli. Errore di Bolo, il pallone rispedito tra le braccia di Bellobuono. Borruto, Perugino, Borruto, Bolo, Salas, fermato, arriva Borruto, poi Bellobuono in avanti a cercare Van der Salas, la tiene ma scivola e perde il controllo col pallone. Qui buona uscita pressing da parte della Kame Treviso, arriva poi Borruto a mettere il pallone in fallo laterale. Di guida, buono il lavoro di Walex, area di rigore però non c'è il compagno pronto alla deviazione, prova il Napoli adesso con Giappa Duarte. Avanza ma si porta il pallone direttamente sulla rimessa fuori della Kame. Qui Bellobuono interviene sul lancio sbagliato. Di Luca non riesce a controllare il pallone, raddoppiato. Sacon, Walex, lo scavetto anche in questo caso fuori misura. Molti errori in fase di impostazione, questa parte del match. Borruto, Giappa, Bolo, ancora De Luca, ancora Duarte. Borruto colpisce la schiena di Duarte e innesca la transizione offensiva ancora della Kame con il destro fermato da Bellobuono. Qui la ripartenza di Giappa Duarte, c'è De Luca tutto solo, Duarte non riesce l'assist, poi arriva il sinistro di Bolo e ancora la parata di Pietrangelo. Grande parata di Pietrangelo, rivediamo. Bolo è arrivato col mancino, ha cacciato di prima intenzione, il sinistro stava per morire all'incrocio dei pali, ancora l'opportunità con l'errore di Duarte. Pietrangelo fino a questo momento assolutamente il migliore in campo. Borruto, Bolo, la finta ancora di Bolo, la giocata, l'uscita di Pietrangelo che gli sradica il pallone dai piedi. Splendida giocata nello stretto di Lucas Bolo. Ancora una volta Pietrangelo attento nella lettura dell'azione dell'argentino. 6:34 all'intervallo, Napoli che ha creato tantissime palle gol fino ad ora, non riuscendo a segnare. La Kame ci ha provato un paio di volte, soprattutto una con Giappa Vieira. Ed ecco ancora l'occasione per la Kame con il destro sul fondo da buona posizione per
il capitano, ancora Giappa Viera che non riesce a trovare il gol. Borruto, Bellobuono, chiedo scusa, poi Perezzigno, Borruto adesso, Duarte, Borruto, Di Luca, fermato, c'è il fallo. E questo è il primo fallo commesso dalla Came contro l'unico fallo commesso da Napoli, costato la munizione a Vavà nel primo tempo. De Luca, Borruto, Duarte, fermato l'errore, attenzione Walex, tutto solo, sbaglia la giocata di fino Walex, sinistro-destro, ha cercato di sorprendere con lo scavetto alla fine il portiere del Napoli. La rivediamo, sinistro, destro, ha cercato di portarsi il pallone per poi provare a sorprendere il Bellobuono con lo scavetto sull'errore di Duarte. E questa è un'altra palla gol clamorosa per la Came Treviso sull'errore di Duarte, l'opportunità di sbloccare la partita per gli ospiti a 5 minuti e 42 dall'intervallo. Intanto rivediamo qualche occasione, ancora qui il tentativo di Bolo, il salvataggio qui sotto porta, tante occasioni da parte degli azzurri come abbiamo detto, però adesso la Came ne ha avuto uno clamorosa proprio con Walex, con Colini costretto a chiamare subito time out per catechizzare i suoi a 5 minuti e 42 secondi. Dalla fine, dicevamo, con Bellobuono pronto a far ripartire il Napoli, rimessa dal fondo, il lancio in avanti per Perezzigno, non c'è intesa e si ricomincia con Pietrangelo. Fino adesso un muro invalicabile nella porta della Came. La giocata con la palla recuperata nuovamente dalla Came per la rimessa da trave. La grande giocata di Walex in accelerazione, poi il recupero di Borruto, altra palla dentro, ancora Borruto, non riesce a trovare il pallone, il duello con Walex. Di guida si scontra Giappa con l'altro Giappa. E qui altro errore di Borruto con il Napoli che non riesce a trovare il là all'azione. Walex, Perezzigno, destro da posizione defilata, calcio d'angolo per il Napoli. 4,49 all'intervallo, sempre 0-0 qui dal a Cazzi di Aversa. Borruto, fermato. Perezzigno, il duello perso con la Came che riparte, ancora Perezzigno che prova a recuperare Giappa Viera, Walex, la finta e controfinta, Borruto bravissimo a sbradicargli il pallone, poi l'esterno in avanti per De Luca, l'anticipo col pallone appoggiato da Di Guida a Pietrangelo. Giappa Viera contrastato da Giappa Duarte. Sacon,
in avanti per il tentativo non riuscito al momento dell'impatto con il pallone, dove ha fatto a sportellate con De Luca di guida. Giappa, Salas, Borruto, la sua danza, quando va via in quel modo può fare qualsiasi cosa il Cobra. Duarte, Borruto, ancora Borruto, Duarte, la giocata di Duarte che chiede il fallo, non è d'accordo il direttore di gara. La rimessa per la Cane. Walex, Giappa Vieira, si gira, calcia, deviazione, calcio d'angolo per i trevigiani. Attenzione qui con l'errore nella lettura di questo calcio d'angolo, la difesa del Napoli e con Di Zotti che non è stato lesto. Intanto siamo già dall'altra parte, la finta di Bolo che mette il pallone in fondo al sacco e sblocca la partita così, facendo sedere Pietrangelo. Forse era l'unico modo per trovare il gol. Lucas Bolo, 1-0 Napoli al 17esimo, la rivediamo, la ripartenza, Borruto, la palla per Bolo. Questa volta ha avuto la lucidità per fintare la conclusione. Pietrangelo è andato a terra e per Bolo è stato un gioco dei ragazzi trovare il gol dell'1-0 dopo la clamorosa palla gol che stavamo dicendo da parte di Zotti, che tutto solo in area di rigore non è riuscito a trovare l'impatto voluto con il pallone, lasciato colpevolmente solo dalla difesa del Napoli. Giappa Vieira, subito l'opportunità per la Came che insiste, il pallone arriva tra le braccia di Bellobuono. Duarte, la finta, la giocata, palla sul fondo. Intanto rivediamo l'ultima opportunità per la Came con la conclusione di Giappa Vieira fermata. Ottima posizione dopo la parata di Bellobuono. Bolo intercetta, avanza, fermato. Vieira, Di Zotti, l'anticipo di Borruto, 2 su di lui, perde il pallone, Perugino gli piega, torna all'indietro, Bolo, Perugino, Borruto, ancora Perugino, Borruto, Bolo in avanti a cercare Van der Salas, grande aggancio, arriva nuovamente il Borruto, Bolo e adesso Pietrangelo, il lancio in avanti con Bellobuono che controlla la traiettoria del pallone, esce direttamente sul fondo. Yuri Bellobuono, 1,42. Mister Polini quadrato in questo momento. Perugino, Borruto, poi l'appoggio in avanti che non riesce, Pietrangelo. Ancora il tentativo di Perazzetta, il pallone che finisce in fallo laterale. E qui il duello di Van der Salas che prova a sradicare il pallone all'avversario, che va a guadagnare un ottimo calcio d'angolo. Van der Salas sul punto di battuta. Il tocco all'indietro per il destro da dimenticare di Borruto. Pietrangelo,
Di Zotti, Gia Paviera, Di Zotti, di nuovo l'appoggio del 5 che cerca una soluzione personale. Perugino direttamente sul fondo. Pietrangelo, Di Zotti, Gia Paviera prova a superare Perugino, arriva Bellobuono che mette il pallone in laterale. E arriva anche il time out chiesto da Silvio Roccia. Andiamo a vedere che cosa sta accadendo sugli altri campi in questi ultimi 41 secondi che mancano qui dal Palaiacazzi di Aversa all'intervallo. E così di Genzano Vitrano Dragstorm Macedonia 2-1. L84 Torino Pirossigeno Cosenza 3-2. 0-0 l'altro derby campano tra Sandro Abate e GG Teamwear Benevento 5. Da giocare, ricordiamo le altre partite che sono Active Network Meta Catania, Fortitudo Pomezia Sala Consilina, Petrarca Ita Service Pesaro su Vivo Azzurro, mentre il posticipo su Sky Sport sarà Roma 1927 Fendi Eboli. Le indicazioni di Silvio Roccia per sfruttare quest'ultima possibilità, forze per la Came. 40 secondi nel caso 5, può succedere qualsiasi cosa. Intanto Perazzetta lascia il compito della battuta a Sacon, il destro dentro proprio per il numero 17 che è andato a tagliare tutto il campo con l'opportunità creata di una deviazione che non riesce. Bellobuono, Vavà, Duarte, ancora Vavà, avanza Perugino, Duarte in avanti dove non c'è nessuno, però questa volta Napoli non gestisce bene il possesso e allora ancora il colpo di testa di Duarte sporcato tra le braccia di Bellobuono, guadagna qualche secondo, l'appoggio a Perugino, Duarte, ancora pallone in avanti verso Bolo che la tiene di testa in campo, no, è uscita. 10 secondi all'intervallo. Il tocco in avanti con Duarte che non trova il pallone, allora l'opportunità per Gia Paviera con ancora il sinistro, la rabbia di Colini verso il suo giocatore per aver lasciato la possibilità a Gia Paviera, non Perazzetta, di andare a calciare verso la porta difesa da Bellobuono. Ancora deviazione di Vavà, calcio d'angolo, e guardate quante cose possono accadere in pochi secondi. Palla dentro, esterno della rete, suono della sirena. Si va a riposo così con il Napoli in vantaggio 1-0 grazie al gol del numero 24 Lucas Bolo, inquadrato in questo momento. Noi vi lasciamo agli highlights della prima frazione e ci sentiamo per la ripresa.
Eccoci tornati in diretta dal Palaiacazzi di Aversa per il secondo tempo tra Napoli e Kame Treviso, con gli azzurri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Bolo, che ha sbloccato la partita dopo 16 minuti e 52 secondi. Un solo ammonito va per il Napoli, una partita molto corretta. Napoli che è stato decisamente pericoloso nella prima parte di gara. Intanto inizia la ripresa con tante occasioni, con un Pietrangelo strepitoso tra i pali, un Napoli che ha colpito anche un montante con Bolo, Pietrangelo che ha negato il gol più volte, la Kame Treviso che ha avuto invece due palle gol importanti, una con Walex che si è trovato a tu per tu con il portiere Bellobuono, ha provato a superarlo con lo scavetto dopo l'errore di Duarte, un gioco 1-2 sinistro-destro che non gli è riuscito. Poi altra occasione ancora per Giapa Vierà, importante alla fine della partita, anche in questo caso con un lancio che aveva superato proprio Giapa Duarte. L'altro Giapa Vierà ha provato a calciare verso la porta, difesa da Bellobuono con una grande parata del portiere che era intervenuto in altre circostanze, non tantissime per la Kame nel primo tempo. Il Napoli che è stato decisamente più pericoloso. Intanto ancora Bolo con il tocco all'indietro che non riesce, sull'intervento di scivolata di Giapa Vierà. È una Kame che come sempre riesce a trovare il guizzo, la giocata all'improvviso per essere pericolosa. L'ha fatto anche nella prima frazione di gioco. Napoli che prova a vincere per restare agganciato a una posizione di classifica importante al Giro di Boa, prima dell'ultima trasferta ovviamente insidiosissima sul campo dei campioni d'Italia, la Meta Catania, che hanno dato intanto qui proteste per un presunto tocco con la mano di Giapa Vierà. Lo vediamo subito con l'aiuto della regia. Napoli voleva il calcio di rigore, gli arbitri non sono d'accordo. Napoli che aveva protestato anche qui con l'Active per un rigore presunto sempre non assegnato. Vediamo se la regia ce lo manda in onda. Non ancora, allora vedremo a breve con il calcio d'angolo per gli azzurri. Giapa Vierà, Bolo, imbucata per Salas che prova a girarsi, fermato. Altra rimessa per il Napoli con Duarte. Intanto lo stiamo rivedendo adesso, non è chiarissimo il tocco con la mano, se era vicino al corpo o meno. In un altro momento di pausa proviamo a vederlo meglio, se c'erano gli estremi eventualmente per il calcio di rigore o meno. Borruto, Duarte, il tocco per Borruto, Bolo, Van der Salas, Borruto, palla recuperata da Walex che calcia e trova Van der Salas sulla sua traiettoria. Sacon, Walex e Radonina, chiedo scusa, poi ancora Walex adesso. La palla per il 22, Bellobuono la recupera. Van der Salas, Duarte che cerca un appoggio orizzontale dove non ci sono compagni, un passaggio no look per Giapa. Walex in verticale per Giapa Vierà che prova a girarsi, guarda dove sono posizionati i compagni, sbaglia. Poi qui c'è il fallo di Giapa Vierà su Van der Salas, primo fallo della ripresa a favore del Napoli. Borruto deve aspettare il fischio del direttore di gara, anzi no, l'arbitro interviene semplicemente per dire di posizionare il pallone un po' più indietro. Ricordiamo gli arbitri: il signor Vincenzo Canistra, inquadrato in questo momento, Daniele Filannino, crono Ugo Ciccarelli. Bolo, l'uscita di Pietrangelo in anticipo su Bolo. Pietrangelo che ha avuto un duello con Bolo nel primo tempo, un'occasione ha fatto una grande parata, un'altra salvato alla montante. Il terzo tentativo Bolo lo ha superato con una finta, piazzando il mancino praticamente a porta spalancata in porta. Il gol che sta decidendo questa partita del Palaiacazzi di Aversa. Qui forse il tocco di Giapa Vierà con le mani era evidente, sì. Arriva l'intervento dell'arbitro, braccio largo,
arriva anche la spiegazione, vediamo ovviamente se abbiamo avuto la stessa lettura. Sì, braccio, è evidente il tocco di Giappa, forse lui stesso non se ne è accorto, è andato a protestare col direttore di gara, ma la palla ha toccato il braccio. Bolo, Borruto in avanti a cercare De Luca, attenzione qui, era scivolato proprio Giappa Vieira con De Luca che è andato a provare a raccogliere il pallone troppo lungo in fallo laterale. Sacon pronto alla battuta. Walex, intercetto di Bolo, Borruto, la finta e controfinta, calcia, trova una deviazione, calcio d'angolo per il Napoli. Duarte, deviazione, altro calcio d'angolo per il Napoli. Borruto, destro al volo di Borruto, conclusione che va a finire sull'esterno della rete. Ci ha provato Titi Borruto a sorprendere Pietrangelo con una grande conclusione. La rivediamo. Borruto al volo, ha preso il supporto esterno della rete, ancora Borruto, finta e controfinta e destro sul fondo. Altra chance per gli azzurri che iniziano a bussare verso la porta di Pietrangelo, così come avevano fatto nei primi minuti di gioco del primo tempo. Dunin sbaglia il taglio orizzontale con la palla che finisce in fallo laterale. Duarte, bello buono. Perezigno. Walex. Perezigno. Quadrato prima. Ancora Kame con giocata di Giappa Vieira. Duarte intercetta per un attimo, poi Borruto lascia scorrere in fallo laterale. Anticipo con Perezino di testa che si appoggia all'avversario. Intercetto di Perezigno, tocca indietro per De Luca, Borruto alla fine si arrabbia con se stesso perché si trascina il pallone direttamente in calcio d'angolo. Tocco all'indietro per Walex che calcia, Perezigno che la prende in una posizione non facile da gestire. E allora arrivano anche lo staff tecnico del Napoli. Perezigno si rialza e si ricomincia con la rimessa tra a favore della Kame. 4 minuti 20 secondi trascorsi, non cambia il punteggio del primo tempo con sempre il Napoli in vantaggio 1-0. Sacon, Walex prova a puntare, va Walex apre
con una grande conclusione da posizione defilata da parte di Saccon sul fondo, che ha chiesto una deviazione che non c'è per il direttore di gara, e dunque si ricomincia con bello buono. Lancio in avanti qui. Saccon pensava di essere disturbato da un giocatore del Napoli, invece era tutto solo, ha messo il pallone in fallo laterale. De Luca. Il tocco per il destro al volo di Vavà. Prova la grande conclusione, non gli riesce. L'impatto con il pallone voluto. Pietrangelo in avanti per Walex, in ritardo la chiusura di De Luca, ma troppo lungo il pallone per Walex, si perde questa opportunità per gli azzurri. Ricordiamo oggi senza Salas, Javier che deve scontare ancora un turno di squalifica, mentre è rientrato dalla squalifica Van der Salas. Nella lista dei 12 c'è anche il nuovo arrivato Gabriel Focosi. Prima del fischio d'inizio è stato intanto Borruto, la giocata del Cobra, perde l'attimo, il pallone per Vavà, ancora De Luca dentro, alla fine Pietrangelo si salva e riparte la Chiame. Possibile transizione offensiva con la superiorità numerica non sfruttata da Saccon, occasione ghiotta ancora per il Napoli. Borruto si era trovato tutto solo, così come Van der Salas nel primo tempo. Magari Van der Salas aveva avuto un vantaggio in più rispetto a Borruto, perché si è trovato un uomo disteso a terra prima di calciare, non è riuscito a trovare la decisione giusta sul da farsi il Cobra. Brava la Chiame lì a difendersi. Poi la transizione offensiva di Saccon con il destro sul fondo, fiammata in questo secondo tempo, quando siamo a 5 minuti e 25 secondi di gioco trascorsi. Qui Borruto spedisce il pallone tra le braccia, sul corpo, scusa, di un avversario. Peresigno fermato, tutto regolare. Ultimo tocco di un giocatore della Chiame. Peresigno, Perugino, bello buono. Bolo che prova il colpo di testa quasi sulla linea, non gli riesce come avrebbe voluto. Qui calcio di punizione di fallo di Perugino, ed è il secondo fallo commesso dal Napoli. Si pareggia il conto dei falli in questa ripresa. Del Gaudio. Borruto, palla in avanti con Del Gaudio. Ancora il lancio in avanti, dove non ci sono compagni da rimesse per gli azzurri. Diciamo che Napoli ha nella distinta presentata anche il nuovo acquisto Gabriel Focosi. Ovviamente il giocatore si è allenato una sola volta, quindi vediamo se Colini gli darà spazio in questo match, fargli saggiare un po' il parquet di Aversa. Borruto avanza, Peresigno, Bolo, Peresigno non controlla, Del Gaudio, la palla buona con la scivolata di Borruto in chiusura, splendida. Peresigno, Bolo, Perugino, la palla non arriva a Bolo, l'ultimo tocco del giocatore della Chiame. Buona la giocata del capitano del Napoli, fa per innescare Bolo, per prendersi un'ottima rimessa laterale. Van der Salas si trascina il pallone direttamente in fallo laterale. (12 minuti e 50 ancora da giocare). Perugino, Van der Salas torna sui suoi passi. Peresigno, Bolo,
sinistro, la palla che quasi arriva a Van der Sar. Alla fine la prende Perugino, Bolo, Van der Sar, Pelezigno, Bolo, calcia, trova Pietrangelo in traiettoria, in posizione e non si scompone, devia il pallone con la spalla. Bolo, Pelezigno, Van der Salas, Bolo, Perugino, Pelezigno, poi ancora palla recuperata dalla Cane, cerca di fare tutto da solo Bizotti, alla fine l'assist lo fornisce. Questa conclusione fermata, gli arriva in qualche modo la palla di ritorno, colpo di tacco smorzato tra le braccia di Belobuono. Bolo, Pelezigno, attenzione qui Salas, ancora Van der Salas, non riesce a trovare la giocata, aveva lasciato scorrere il pallone clamorosamente il numero 14 di Guida, pensando di essere solo. Van der Salas non ha avuto la lucidità per trovare la giocata vincente. Perugino, Van der Salas, Perugino, Bolo, Van der Salas, Bolo, Van der Salas, raccontato in settimana tutta l'emozione di giocare in questo club. Van der Salas, lo scarico, Perugino non riesce a coordinarsi per calciare, ancora la palla che resta lì a Pelezigno, sbaglia l'appoggio, un po' di confusione nel Napoli questa manovra. E dicevamo di Van der Salas che aveva raccontato in conferenza tutta l'emozione di giocare anche col fratello per la prima volta in un club. Insieme Giappa Duarte, pallone che finisce in fallo laterale. E qui Belobuono interviene, riparte il Napoli con Van der Salas. Van der perde il contatto col pallone, innescando per un attimo la ripartenza, poi lo recupera Bolo, carica il sinistro, la finta, la palla dentro per Giappa Duarte che trova l'angolo per il 2-0 del Napoli, ma l'invenzione del passaggio di Lucas Bolo. Giappa Duarte, il raddoppio degli azzurri, la rivediamo. Bolo, la finta, il passaggio con destro di controbalzo. Guardate qui cosa ha inventato Lucas Bolo, bravissimo Giappa Duarte. Qui Pietrangelo non è stato perfetto nella chiusura sul palo di competenza, il pallone si è infilato sull'angolo basso dall'altra parte per il 2-0 del Napoli. Duarte, ancora De Luca, Duarte lascia il pallone in fallo laterale perché si è slacciata la scarpa. Noi andiamo a dare un attimo un'occhiata veloce ai risultati degli altri campi, con 3-1 delle Cositi sulla Manfredonia, 3-2 dell'84 Torino sulla Piroscino Cosenza e il vantaggio della Sandrabate, come detto, sul Benevento nel derby campano. Qui ha raddoppiato il Napoli con Giappa Duarte, De Luca, Vavà, Duarte, il lancio in avanti con l'uscita di Pietrangelo, Donin,
Walex, De Luca in anticipo, Vavà la tiene in campo, e qui rischia qualcosa, c'è un fallo però, e anche il cartellino giallo per il numero 22 Donin, arrivato in ritardo su il giocatore del Napoli, Vavà. E anche in questo caso ci sentiamo ovviamente di appoggiare la decisione del direttore di gara, rischiato anche grosso qui, da un piede a martello, finito però sul piede del giocatore azzurro. Colpo di testa e rimessa laterale proprio per Donine, che ha colpito il pallone, e va pronto alla battuta. Arriva il pallone, Borruto, Vavà, bello buono, qui l'errore in fase di impostazione, riparte Borruto, sbaglia anche il Cobra, quasi mi rubano il pallone, ma Borruto in qualche modo lo va a riprendere. Poi la palla buona per Vavà, prova a girarsi Vavà, non inquadra il bersaglio. Vavà vicinissimo al gol del 3-0, e ancora Cami, già Pavera, arriva De Luca in scivolata a mettere il pallone in fallo laterale. Il cambio ovviamente con anche il cambio marcatura per un attimo. Giappa non aveva, diciamo, il marcatore ufficiale, tra virgolette, per Duarte si alterna con Perugino, marcare il bomber Pellegrino. Duarte in avanti, buono per De Luca che ha un po' di spazio, può calciare De Luca! Massimo De Luca, lo scugnizzo partenopeo, trova il gol del 3-0, e qui c'è una dedica più che speciale per qualcuno che arriverà, con Massimo De Luca, che ovviamente va a indicare la sua compagna in tribuna per il 3-0 del Napoli a 7 minuti e 40 dall'intervallo. Eccolo qua Massimo De Luca. Per il Napoli, che in questo secondo tempo sta capitalizzando al meglio le opportunità create. La Camme non è riuscita a cambiare rotta, a fare un'inversione di marcia, mettiamola così, nella fase offensiva. Il Napoli si è difeso bene, ha rischiato come sta rischiando adesso qui qualcosa solo su qualche errore, ma decisamente più Napoli che Came Treviso in questa partita. Con il 3-0 adesso maturato grazie al gol di Massimo De Luca. Non cambiano i punteggi dagli altri campi nel frattempo. Le gare che stanno disputando in questo venerdì 17, per gli scaramantici non una bella data. Power play lo fa Donin a 7 minuti alla fine, con 3 gol da recuperare. Non ci sono alternative per Silvio Rocha, che cerca di mettere in difficoltà così la difesa del Napoli. Vediamo. Walex, subito la conclusione con Borruto che si oppone. Calcio d'angolo, già Pavira sul punto di battuta. Il tocco all'indietro, il palleggio per Walex. Di guida, già Pavieira. Di nuovo di guida, Walex. Attenzione, qui il destro da parte di Sacon. Sul fondo la palla in avanti per De Luca, non c'è il portiere, De Luca!
fa tutto benissimo tranne la semirovesciata che finisce sul fondo. Massimo De Luca. La rivediamo, eccolo qua, il lancio di Bellobuono, stava rientrando Pietrangelo. De Luca forse non si è avveduto che il portiere non c'era proprio in porta, ha cercato una soluzione, avrebbe dovuto soltanto appoggiare il pallone, ma era a spalle alla porta, ha fatto già un mezzo miracolo con la splendida conclusione. Intanto ancora power play per la Kame. Palla dentro, la grande parata di Bellobuono sulla conclusione sotto misura di Sacon. Che risposta del portiere della nazionale italiana. L'ha creata bene la palla gol la Kame con il tocco dentro e con Bellobuono che si è opposto con un mezzo miracolo. 6 minuti alla fine, ci ha provato la Kame, ci prova ancora a riaccendere la partita. Donin. Walex. Sacon. Ancora Walex di guida. Già Paviera ha fermato la rimessa trale per la Kame. Sacon. Sinistro deviato sul tentativo di Donin. Il pallone finisce direttamente il fallo laterale. Donin ancora, la palla dentro, Bellobuono in qualche modo sulla deviazione di Borruto, poi chiedo scusa di Bolo, poi Borruto adesso sbaglia l'appoggio all'indietro. 2 rischi per il Napoli in 30 secondi. La Kame sta giocando bene il power play, Borruto strepitoso anche su questa deviazione sotto misura che poteva spiazzarlo. Walex. Sacon, la palla dentro ancora per Walex, sbaglia l'appoggio questa volta, la rimessa per gli azzurri. Secondi preziosi che scorrono per il Napoli, secondi in cui la Kame spera di rimettere in discussione la partita. Qui bravo Bolo, perché comunque si è messo in traiettoria per chiudere il possibile passaggio già Paviera, però il pallone, la deviazione stava quasi per sorprendere Bellobuono. Bravo a recuperare il pallone. Il time out, e noi diamo una lettura ancora veloce ai risultati dagli altri campi, con le Cositi sempre in vantaggio 3-1, nell'84 3-2 col Cosenza. C'è stato il raddoppio della Sandro Abate sul Benevento, il gol di Gabriel Pina o quello di Ghi a 6 minuti alla fine. Le indicazioni di Colini e di Silvio Roccia. Silvio Roccia può essere solo soddisfatto per come sta interpretando il power play la Kame, perché le occasioni le ha avute. Colini invece probabilmente avrà da dire qualcosa ai suoi nella lettura delle traiettorie, nei passaggi. Vediamo chi va a difendere per il Napoli, chi attacca per la Kame. A possesso ovviamente per il Napoli, quindi non ci sarà ancora il power play, chiedo scusa. Quindi Bolo, Bellobuono, Borruto, Bolo, De Luca, ancora Borruto, la giocata, De Luca, Bolo, e poi spedisce il pallone lontano Sacon. Bene così il Napoli in fase di palleggio, perché fa scorrere il crono. La Kame non è stata reattiva nel recupero palla in questa circostanza. Bolo, ancora De Luca, Van der Salas, ancora De Luca, Borruto in avanti per Bolo, anticipato. E allora vediamo se c'è il tempo per inserire il power play con Walex, che intanto va via
Un attimo di indecisione. Van der Salas, arriva Pietrangelo che spedisce il pallone in fallo laterale. Ancora Napoli vincente in questo duello, con il crono che dice che mancano 4 minuti alla fine. 3-0 per gli azzurri. Bello buono. Ancora cambia e adesso ovviamente inserito il power play un'altra volta. Alex di guida, qui rischia di guida Alex dentro. Sacon, la palla recuperata per un attimo da Giappa Duarte. Di guida Alex taglia il campo, scelta peggiore qui in questa conclusione fermata. Di guida Sacon, Donin, palla dentro Alex, l'appoggio con la chiusura di Bolo. Ancora Donin, di guida, chiedo scusa, poi Sacon. Di guida, Donin. La giocata con Belobuono che si oppone, la recupera Giapaviera. Di guida, Sacon. Donin. Di guida. Alex, la palla è uscita. Errore nel palleggio per la Kame. E il Napoli può tornare a giocare qualche secondo il pallone. Van der Salas se lo allunga un po' troppo, alla fine lo recupera, lo appoggia a De Luca e spedisce il pallone però direttamente in fallo laterale. E rientra Donin a fare il power play, come rientra anche Vavà in difesa. 2:30 dalla fine. Alex, ancora il 7, prova a calciare, Borruto si oppone. Intanto ha pareggiato il Cosenza a Torino. Alex calcia, va, non trova lo specchio della porta. Donin, Sacon. E qui il buon lavoro con Donin, l'appoggio ancora a Sacon. Destro, Bellobuono sicuro, non c'è il portiere ma Bellobuono preferisce ragionare. Borruto. Il taglio per De Luca, palla in avanti, diventa un assist, la palla recuperata ancora da Vavà. A cercare Borruto, avanza il Cobra, Borruto! Con la sua traiettoria c'è Donin. La rimessa è per il Napoli, 90 secondi al termine, gli azzurri sentono profumo di vittoria in questa penultima giornata del campionato nazionale di Serie A. Ancora Kame con Alex. Fermato Bolo, sbaglia la conclusione. Ultimo giro di lancette. Di guida Donin, destro fermato,
rimessa laterale per la Kame, che cerca a questo punto di chiudere almeno con un gol questa partita, con il Napoli che ormai l'ha portata a casa e si difende ormai da 7-8 minuti dal power play avversario. Donin, conclusione fermata, ancora Donin, palla dentro, arriva Duarte. Borruto per il 4-0 del Napoli, ha calciato con l'esterno Titi Borruto e ha trovato la gioia del gol per il poker degli azzurri. Il Cobra mette il suo sigillo anche in questo match. Secondi, Donin, altra conclusione deviata, calcio d'angolo. E ultima conclusione per il possibile gol fallito dalla Kame Treviso. Finisce qua la partita con Bellobuono che fa ovviamente cenno e non spedirà il pallone in avanti, ma lo appoggerà soltanto per far scorrere il crono. E così infatti gli applausi del Palaiacazzi di Aversa al Napoli che batte 4-0 la Kame Treviso. Il gol di Babà, di Bolo, chiedo scusa, nel primo tempo dopo 16 minuti e 52 secondi, di Duarte nella ripresa al 30esimo, De Luca al 32esimo e Cristian Borruto a 30 secondi alla fine. Prossimo impegno per il Napoli che chiude il girone d'andata tutte in contemporanea, ricordiamo si giocheranno domenica alle 20:45 contro la Meta Catania, mentre la Kame Treviso ospiterà la Roma in attesa dei risultati degli altri campi e di capire se ci sono ancora possibilità per agganciare il treno dei playoff. Da Fabio Morra è tutto, grazie a chi ci ha seguito in diretta sul canale YouTube, sul canale di Visione Calcio 5. Qui parte Pino Daniele, noi ci vediamo alla prossima.